È partito oggi l'iter per la discussione del bilancio regionale. La prima commissione ha convocato le parti sociali e i rappresentanti degli enti locali per sentire la loro opinione sulla nostra proposta. Questo per permetterci, prima di fine anno, di portare a casa un bilancio per far sì che già dal 1° gennaio si possa andare subito ad intervenire, a fare investimenti e far sì che la macchina amministrativa regionale possa essere operativa e di riflesso tutto ciò che può dare anche il territorio. Due sottolineature dalle audizioni di questa mattina. Innanzitutto quella di assicurare il cofinanziamento dei fondi europei, soprattutto per quanto riguarda il sostegno alle imprese, alla ricerca e all'innovazione e al settore dell'agricoltura. E l'altro un richiamo all'attenzione alle situazioni di disagio sociale, anche di povertà estrema, che purtroppo ci sono anche in Veneto, e su questo c'è bisogno che il bilancio del prossimo anno dia qualche risposta in più.